37 anni dopo Giovanni Paolo II, un papa potrebbe tornare a visitare la città di Padova. La rivelazione inaspettata, ma da tempo sperata, è arrivata durante il commento della messa domenicale da San Pietro. Parlando delle future visite papali, oltre a quella già ufficializzata a Napoli il prossimo 21 giugno, si è fatto il nome della città del Santo, una notizia che ha riempito di gioia i padovani. Una visita del Papa è sempre ben accetta. Cosa mostrerebbe al Papa di Padova? Prima di tutto la Basilica di Sant'Antonio, dopo la porterà in centro al Pedrocchi a prendersi un caffettino. Magari, siamo contenti. La porterei appunto al Santo, a San Padre Leopoldo, nei santuari che abbiamo qua, insomma, no? E anche all'università lo porterei. Tra le visite che il Papa potrebbe fare in città, quasi sicuramente ci sarà il carcere, vista la grande amicizia tra il Santo Padre e il cappellano dei due palazzi, Don Marco Pozza. Ho letto nelle bacheche, sono ben contenta perché è giusto anche che venga, visto che siamo qua anche in una città particolare con il Santo, e sono contenta che venga a Padova. Io sono contento se ci sarò io nel 2020. Se viene a Padova siamo contenti, questo è l'unico commento della diocesi. Proprio lo scorso 23 marzo il vescovo Claudio aveva incontrato il pontefice in Vaticano insieme agli studenti del collegio Barbarigo e aveva rinnovato l'invito in città, un invito che evidentemente non ha lasciato indifferente Papa Francesco, da sempre molto devoto a Sant'Antonio. Papa Francesco pare voglia venire a Padova nel 2020, è contento di questa scelta? Sì, molto contento, così conosce anche la Basilica del Santo. Lei lo andrà a vedere se viene a Padova? Senz'altro, perché mi piace. Insomma, manca ancora l'ufficialità, ma la voce della venuta del Papa trova conferma tra le sale del comune. Il periodo potrebbe essere quello compreso tra fine del 2019 e l'inizio del 2020. Ci faremo trovare pronti, ha detto soddisfatto il sindaco Giordani. Padova se lo merita, è tanto che tutti ce l'avevamo da fare, vescovo compreso, Don Claudio compreso, per cui siamo molto contenti.